L'erma della Terza Armata in alto sulle rocce che guardano il mare avrebbe dovuto essere la simbolica porta d'ingresso ai campi di battaglia della Grande Guerra, parte di un progetto che voleva elevare a zona sacra l'intero Carso e che negli anni '20 del secolo scorso prende forma con l'idea di un cimitero monumentale per i caduti, luogo dove raccogliere e comporre le migliaia di salme di soldati noti o di cui si era persa per sempre la memoria del nome. Lo spazio scelto è quello del Colle di Sant'Elia, dove il 24 maggio del 1923 viene consacrato il cimitero in viti della Terza Armata. 30.000 le salme sepolte, una vera e propria necropoli che si sviluppava in 7 cerchi concentrici. Qui, così una pubblicazione del Tempo lo descrive, non viali coperti di ghiaia, non alberi, non fiori, non verde né ombra, ma l'aspetto sassoso e brullo del Carso, qualche arbusto con pallidi fiori come quelli che nelle assolate pietraie furono l'ultima visione dei morenti. Sant'Elia ha vita breve. Ai problemi legati alla struttura stessa del sacrario si aggiungono negli anni '30 le imperiali necessità del fascismo, con il ricordo del dolore da trasformare in mito, in sublimazione della morte, con i simboli della vittoria a sovrastare quelli della pietà. Si pensa ad un circuito di monumenti del silenzio, da Trento a Rovereto, al Grappa, al Montello, Piave, Caporetto, Timao, Oslavia. Un circuito che avrà il suo fulcro in Redipuglia. L'italianizzazione forzata ha tradotto così l'antico nome di Sredi e Poglie, la terra di mezzo. All'architetto Giovanni Greppi, allo scultore Giannino Castiglioni, che nel 1935 avevano realizzato un'imponente scala in pietra per il sacrario del Grappa, il compito di studiare il progetto. Il luogo scelto questa volta è la quota 89 del Monte Sei Busi, un'area di fronte al Colle di Sant'Elia che dalle prime battaglie fino alla presa di Gorizia nell'agosto del 1916, quando il fronte si sposta, era stata, con le trincee italiane e austriache a pochi metri le une dalle altre, uno dei più cruenti teatri di guerra. Greppi pensa ad una monumentale tomba scalinata con al centro un monolite di marmo rosso per Emanuele Filiberto, duca d'Aosta, comandante della Terza Armata, che aveva chiesto di poter essere sepolto tra i suoi soldati. Accanto blocchi di granito grigio per i generali Chinotto, Monti, Paolini, Prelli e Ricceri. Si inizia nel 1936 e in 2 anni di lavoro la collina viene rivestita in pietra del Carso. I costi sono altissimi, per ogni scavo servono macchinari ed esplosivi e deve essere preparata con cariche di dinamite anche la messa a dimora dei cipressi che profilano la scalinata. L'inaugurazione, in occasione della visita del capo del governo, Benito Mussolini, è datata 18 settembre 1938. Alle sepolture del Sant'Elia si sono aggiunte quelle del vicino Monte San Michele e più di 100.000 sono i soldati che Redipuglia accoglie, 60.000 non hanno nome. Vigile e sicura ascolta alle frontiere d'Italia, recita l'epigrafe sulla tomba del duca d'Aosta. Presente e muto esercito, perché, dicono antiche leggende, in ogni momento i morti possono essere chiamati a combattere di nuovo. Qualcuno giurò di averli sentiti e visti quei soldati, ombre che marciavano in silenzio nella notte.